Pedemontana Veneta scatta il conto alla rovescia, una data precisa per l'inizio dei lavori della superstrada lunga quasi 95 km che collegherà il Trevigiano al Vicentino, da Villorba a Montecchio Maggiore, ancora non c'è, ma se l'iter non subirà intoppi, le ruspe saranno al lavoro già dalla fine del 2014, al massimo all'inizio del 2015. A Montebelluna l'incontro per la presentazione dei lavori dopo la revisione del progetto precedente del tratto di 1,5 km che riguarda il territorio del comune. La nuova posizione del casello, spiegano gli addetti ai lavori, avrà un minore impatto ambientale, ma non è questa l'unica novità. In arrivo infatti anche un sottopasso. Si cambia il casello d'uscita superstradale, invece di avere due uscite contrapposte ce n'è una unica, meno impatto paesaggistico, 1 chilometro in più di superstrada in trincea nel territorio volpaghese. Per quanto riguarda Montebelluna, il primo tratto della tangenziale con un sottopasso che andrà a collegare via Feltrina alla strada provinciale 100 e soprattutto il sottopasso di piazza 4 novembre atteso da 50 anni. Il nuovo progetto non piace a tutti, men che meno al Comitato del Coordinamento Veneto per una pedemontana alternativa, secondo cui l'impatto dell'infrastruttura resta ancora troppo forte. Preoccupa anche il viavai di mezzi pesanti che sposteranno in una cava della zona gli 800.000 metri cubi di terra che verranno estratti per consentire il posizionamento della strada in trincea. Quello che aspetta i residenti sono 3 anni di andirivieni pressoché continuo dei camion, un problema risolvibile con l'utilizzo della viabilità alternativa, secondo l'amministrazione, anche se lo scetticismo rimane. Infine una considerazione: dopo lo scandalo Expo e quello del Mose c'era chi, come alcuni sindaci, aveva adombrato sospetti anche sulla costruzione della pedemontana. Io credo che proprio quanto è accaduto debba oggi consentire a tutti di avere maggiore trasparenza in ciò che si andrà a fare e maggior controllo, e quindi confido che le autorità preposte seguiranno il corretto eseguimento dell'opera sia sul piano tecnico sia sul piano della gestione finanziaria.